Ricetta della sfoglia ricotta e spinaci. Tutti gli ingredienti dettagliati li trovi all'interno dell'articolo del blog, il link nella descrizione video. Prendi degli spinaci surgelati e scongelali a fiamma dolce in padella. Nella stessa aggiungi dopo l'aglio in camicia e l'olio. Ora riversa gli spinaci precedentemente scongelati, regola di sale, fai saltare per pochissimi minuti. Quando togli dal fuoco, elimina l'aglio. Completa con una spolverata di pepe. Ricordati di far raffreddare per bene gli spinaci. Poi passa alla preparazione con le uova e aggiungi del parmigiano grattugiato. Mescola il tutto velocemente e in maniera uniforme. A questo punto aggiungi la ricotta fresca. Mescola nuovamente per incorporarla al composto di spinaci e uova. Prendi una sfoglia, rettangolare o rotonda che sia, e adagia il ripieno, aiutandoti con un cucchiaio a spalmarlo uniformemente persino all'interno degli angoli. Ricordati di piegare tutti i bordi della sfoglia, saranno bellissimi dopo la cottura, per cui fallo in maniera del tutto libera e casuale. E poi vai in forno a 200 gradi, ventilato per 30 minuti, è molto importante che si cuocia bene essendo una sfoglia farcita. Ecco il risultato finale. Se intendi rifare la ricetta lascia un like e condividi nel video, iscriviti al mio canale YouTube e segui la mia pagina Facebook. Ciao!